Mancano poche ore al voto. Questa sera abbiamo voluto essere qui insieme per condividere l'appello al voto, ma anche per condividere la voglia e la speranza di vincere. Non è stato facile per nessuno di noi sopportare il commissariamento della città. Tante sono state le fatiche e le tensioni di questi mesi. Siamo qui per chiedere un ultimo, un decisivo sforzo, quello più importante, quello per vincere, quello per dare un governo stabile a Portogruaro. Noi siamo qui a rispettare un nuovo patto con i cittadini come volevamo farlo nel 2009, quando hanno riconosciuto al candidato sindaco il 52,45% dei voti. Abbiamo un programma ambizioso e abbiamo la voglia di realizzarlo, ma soprattutto abbiamo dimostrato la capacità di saperlo fare. Il 28 e il 29 marzo il voto sarà decisivo. Riguarderà questa città, le sue scelte amministrative che incidono sulla vita di ogni giorno e di tutti i cittadini. È un voto che segnerà un passo importante per Portogruaro. Siamo a un bivio. Da un lato il rilancio, ve lo vedete scritto sul nostro tabellone dietro, dall'altro, come diceva Simonetta, la spartizione del potere, il ritorno all'indietro, la litigiosità come a livello nazionale. Abbiamo la coscienza di aver lavorato bene per la città, abbiamo realizzato tante cose. Abbiamo la coscienza di aver fatto molto anche in questa campagna elettorale, tutta basata sui programmi e sulle cose da fare, mentre il centrodestra è diventato sempre più arrogante e ha usato parole di disprezzo verso le scelte dei cittadini, verso i candidati e verso le nostre liste. È una cosa che non si dovevano permettere di fare.